la rigenerazione delle risorse del mare, amiche e amici. Sempre meno pescatori partono la mattina, sempre meno porti qualificati, sempre meno strutture attrezzate. La nostra marineria che viene penalizzata nello stesso mare, quello Mediterraneo, in cui invece si lasciano scorazzare i battelli e i pescherecci giapponesi. E la pesca nostra, quella artigianale, quella sottocosta, ogni giorno deve fare i conti con una politica di vincoli sempre più asfittica, sempre più insopportabile. La rigenerazione delle attività produttive. Quanto lavoro c'è da fare in questa Sicilia per dare ossigeno alle piccole e alle medie imprese, per rimettere l'impresa al centro dello sviluppo, per ricordare a qualcuno che ieri era il denaro pubblico che faceva la ricchezza di un territorio. Oggi, che non c'è più denaro pubblico, è la impresa che deve tornare ad essere protagonista. Ma non possiamo pretendere che questo avvenga se un imprenditore deve lavorare 8 mesi per lo Stato e 4 mesi per la propria famiglia. Non possiamo pretenderlo. Non possiamo pretenderlo. Se si dà la caccia al piccolo evasore, se si dà la caccia al piccolo evasore che non fa lo scontrino e poi si lasciano scorazzare branchi di iene e di sciacalli che possono anche portare